Centro Spirituale Santa Lucia La Castellina per il premio Coraggio e Avanti, un premio che caratterizza il miglior atleta della stagione 2014, un premio che quest'anno è stato assegnato ad un giovane, a Fabio Aru, che ha emozionato i tanti sportivi presenti sulle strade del Giro d'Italia e del Giro di Spagna. Tanti anche gli altri premiati, a partire da Mario Cipollini, a cui è stato intitolato un premio ad Alfredo Martini. Andiamo quindi ad ascoltare le voci dei protagonisti di questa bella giornata di sport del premio Coraggio e Avanti. Paolo Slongo, premiato come ammiraglio d'oro quest'anno. Dietro ogni campione c'è un gruppo di lavoro che porta al successo. Penso che quest'anno il successo, la grande stagione 2014, sia frutto ovviamente delle doti fisiche degli atleti, ma sia stato anche un bel riconoscimento per chi come voi ha lavorato a supporto dei grandi campioni. Ma sicuramente, come hai detto te, il campione è al centro di tutto, però nel ciclismo di adesso io ho sempre detto che i particolari fanno la differenza, quindi avere anche un 1% di più degli altri ti può far vincere o perdere la corsa, quindi diventa fondamentale chi c'hai attorno, dal direttore sportivo all'allenatore, al meccanico, al massaggiatore, allo psicologo, quindi tutte persone importantissime che contribuiscono poi a riuscire nei risultati che è riuscito Vincenzo e Nibali con il Tour, ma anche Aru che solo a 23 anni penso sia sbocciato e si possa essere anche il futuro del ciclismo italiano naturale dopo Vincenzo. In una corsa a tappe come il Tour de France sono tanti gli elementi che contribuiscono meno al successo: fortuna, doti fisiche, la testa è fondamentale, forse la convinzione che ha mostrato Vincenzo quest'anno ha dimostrato davvero di volere quell'obiettivo. Penso che tutto lo staff avesse questa forte attesa, ma soprattutto avesse questa forte convinzione di cogliere il massimo obiettivo. Ma con Martinelli e gli altri direttori sportivi abbiamo programmato la stagione probabilmente in modo giusto per arrivare non solo con Vincenzo ma proprio con la squadra al 100% di forma all'appuntamento, e si è visto, no? Era una squadra compatta che funzionava e quindi è stata fatta da parte dei direttori, di tutti, una buona programmazione. E Vincenzo, secondo me, avendo fatto una prima parte di stagione un po' con alti e bassi, dovuta anche a un inverno tra virgolette, con la nascita della figlia Emma, Maria aveva un po' trascurato quello che era la preparazione, aveva proprio a metà anno, quando abbiamo fatto lo stacco per impostare tutto il lavoro per il Tour, aveva proprio la voglia proprio di ritornare, quindi la grinta di far vedere chi era il vero Vincenzo, no? E quindi tutto questo Maria ha contribuito ad arrivare all'appuntamento proprio al 100%. Per te questo premio è un riconoscimento importante, un punto di partenza per il futuro. Questo è l'arrivo di una carriera, di una lunga ascesa al vertice del ciclismo, della preparazione, e adesso da ora in avanti? Oddio, io guardavo ieri, è 20 anni ormai che sono direttore sportivo, no? Io ho sempre lavorato con gli under 23, i giovani, dal 2000 al 2005 ho fatto una parentesi come commissario tecnico della nazionale, donne junior, dove ho avuto buone soddisfazioni anche lì, con le medaglie d'oro della Zugno, Guderzo e Bastianelli, e poi nel 2008 mi è stata data la possibilità di passare in Liquigas e poi Cannondale, e insomma è stata proprio nel mio caso una gavetta dura e graduale, no? Come è stata un po' tra virgolette la crescita di Vincenzo, no? E ho trovato sempre per la strada brave persone che mi hanno insegnato il mestiere, e poi insomma penso che questo premio significhi il massimo raggiungimento, no? Per un direttore sportivo, per un allenatore, quindi quello che mi auspico per il futuro è quello di continuare, no? Perché comunque quando vinci il Tour non è che puoi vincere tante altre cose, no? Vincenzo ha vinto già il Giro e la Vuelta, eravamo assieme anche in quelle occasioni, e quindi magari gli manca il mondiale, la Liegi che ha fatto un bellissimo secondo posto, e quindi nuovi stimoli, nuovi appuntamenti, ma l'importante è restare a questi livelli e insomma costruire anche un futuro per i giovani e una mentalità nuova, come abbiamo sempre lavorato in questi ultimi anni. Davide Martinelli, premiato come miglior under 23, una stagione importante la tua, fatta di risultati
pochi ma buoni, si suol dire. Quest'anno davvero sono arrivati risultati importanti, una stagione che forse ha costruito una solida base su cui proseguire il futuro. Sì, hai detto proprio bene, è stata una stagione in cui ho cercato di puntare più sulla qualità che sulla quantità. Difatti ho corso molto poco da metà stagione, ma cercando di raccogliere qualcosa di buono. È stata una stagione di crescita, la Kolpak mi ha dato fiducia, ha creduto molto in me. Abbiamo puntato come sempre abbastanza sulle crono, poi il Tour dell'Avenir penso che sia stata una grande soddisfazione per me e con la maglia verde è venuta un po' per caso, dopo qualche piazzamento ho cominciato a crederci, a fare i traguardi volanti, insomma è stata una grande soddisfazione per me e l'anno prossimo vediamo, insomma, farò qualche mese alla Kolpak e dopo ci sarà il passaggio alla Sky. Importante per te aver trovato un ambiente come quello della Kolpak, fatto di persone competenti ma anche un ambiente molto familiare. È vero, bene, hai detto bene di nuovo anche te. La Kolpak è proprio un ambiente familiare ma molto professionale, non manca veramente niente, si impegnano per il raggiungimento dei risultati, soprattutto per la crescita degli atleti. Preferiscono veramente 5 corse in meno a fine anno, ma non spremere gli atleti, farli correre al momento giusto, dargli dei periodi di riposo, insomma veramente è una bella squadra e sono felicissimo di continuare a lavorare con loro. Siamo qui per celebrare il ciclismo femminile con Alzini, per celebrare una stagione, la tua, una grande stagione piena di risultati e soprattutto una cosa che non si assiste, a cui non si assiste nel ciclismo maschile, una forte polivalenza, strada, pista, insomma il ciclismo femminile ha voglia di tornare ai grandi livelli e tu rappresenti e incarni questo desiderio. Sì, diciamo che sono molto fiera di far parte del settore femminile, comunque di questo movimento ciclistico in rosa che davvero negli ultimi anni sta innalzando il livello di questo sport in Italia e non. Quindi sono molto fiera di praticare questo sport, soprattutto nel settore femminile. Archiviato il 2014, quali sono le aspettative per il 2015? Questo 2014, sì, innanzitutto in questo 2014 ho ottenuto un bilancio molto positivo, però come appunto ripeteva prima Fabio Aru, nel ciclismo si può sempre migliorare e questa è la mia aspettativa più grande per il 2015. C'è da togliersi un sassolino dalla scarpa, nel 2015 potrebbe essere un obiettivo puntare ai mondiali su pista? Diciamo che sicuramente in questo 2014 la medaglia d'argento ha rappresentato per me un grande peso e speriamo di migliorare, vedremo nel 2015 cosa riusciremo a fare. Fabio Aru torna in Toscana 3 anni dopo quel giorno a Gaiole, da lì ne è stata fatta tanta di strada, da quella delusione della Coppa delle Nazioni la strada passata sotto le tue ruote è stata tanta, è stata una grande soddisfazione al Giro d'Italia, alla Vuelta, insomma è proprio dalle grandi delusioni che nascono le grandi vittorie. Sì, io mi ricordo più 2 anni fa quando l'ho vinta, sinceramente quella l'ho un po' rimossa perché è stata una giornata un po' particolare, però dai, dalle sconfitte si impara sempre qualcosa di nuovo, a dare più attenzione e sicuramente a valutare sempre con più calma appunto i momenti della corsa. Sono contento di essere qua, è un premio molto prestigioso e appunto ci tenevo a essere e appunto ringrazio voi di essere stati invitati, insomma. Un premio prestigioso a testimonianza della tua stagione 2014, una stagione importante, una stagione in cui hai preparato il Giro d'Italia, in cui hai emozionato. Com'è stato sentire su tutta Italia, sentire il tifo di tutti gli italiani su di te? Penso una grande emozione. Ma sì, è stata una bella emozione, insomma. Cerco sempre di dare il massimo in tutti gli appuntamenti e appunto i tifosi hanno bisogno sempre di un po' di spettacolo e sono contento di aver dato insomma, qualcosa ai tifosi e agli appassionati di ciclismo. Cercherò di dare sempre qualcosa in più e insomma vedremo un po'. Per il invernale questo, ma già si pensa al 2015? Sì, ho già iniziato la preparazione, domani siamo in ritiro, quindi la iniziamo ufficialmente, quindi ci saranno dei nuovi obiettivi, programmeremo un po' appunto gli appuntamenti e vedremo un po' cosa fare. Edoardo Fini, per te il 2014 è stata la stagione dei 5 cerchi del campionato europeo conquistato in Svizzera, una grande emozione e un bel punto di partenza per il tuo futuro nel ciclismo maggiore. Sì, 2014 eccezionale, conquista dell'Europeo
il Buffoni, il San Rocco, ci siamo confermati a buoni livelli e sicuramente adesso bisogna voltare pagina. Il passaggio nei dilettanti con la Colpac si ricomincerà da capo, si cercherà di farsi trovare pronti per questa nuova avventura. Un premio importante quello che hai ricevuto oggi, che prima di te hanno ricevuto tanti ragazzi che poi hanno raccolto grandi numeri nel ciclismo maggiore. Un onore essere qui. Certamente, quando ho ricevuto l'invito sapevo di questa premiazione importante e sono rimasto contento. È stata una bella manifestazione organizzata bene e quindi ringrazio gli organizzatori. Giovanni Iannelli, una stagione 2014 condita con la maglia della nazionale alla Parigi-Roubaix e poi conclusa con questo premio. Un premio prestigioso che premia tutto il ciclismo nazionale. Per te è un onore essere qui. Sì, diciamo è un grande onore essere qui con questi grandi campioni come Cipollini, Aru e anche i campioni del passato. Diciamo questa stagione è stata importante dal punto di vista dei risultati ma anche personale, perché appunto è arrivata la maglia azzurra a la corsa dei miei sogni, la Parigi-Roubaix. Luca Paolini, questa giornata alla Castellina solitamente è dedicata ai giovani del ciclismo, tu che giovane non sei più, ma che però ancora sulla bici raccogli risultati e soprattutto insegni ai giovani il mestiere del ciclista. Sì, diciamo che quello che hai detto è assoluta verità, nel senso che comunque io sono arrivato alla soglia dei 38 anni, però mi piace tanto confrontarmi con i giovani e fargli imparare il mestiere, tra virgolette. Questa è una giornata speciale perché comunque si ricordano sia Franco Ballerini che Alfredo Martini che mi hanno insegnato tanto, quindi è un piacere esserci e spero di ritornarci presto. Parlando di Franco Ballerini, la memoria corre abbiamo parlato prima con Mario Cipollini, a Zolder, e da Zolder poi una serie infinita di successi in cui la squadra fu fondamentale. Tu hai fatto parte di alcune di queste spedizioni. La capacità di Franco Ballerini ma anche di Alfredo Martini di saper creare un gruppo di campioni che lavorano con lo stesso obiettivo. Sì, avevano questa capacità che pochi hanno di amalgamare la squadra e far sì che sia un gruppo unito con un unico obiettivo. E questa è stata probabilmente la chiave, la forza che avevano questi due signori del ciclismo e da loro ho imparato tanto. Per quanto riguarda te, quando ti stancherai di pedalare? Penso non ci sia una data ben precisa, alla fine lo dirà la mia testa e il mio corpo, nel senso che ogni stagione è impegnativa e quindi viviamo anche il 2015 intensamente, poi vedremo se continuare o no. Mario Cipollini ha ricevuto il premio in ricordo di Alfredo Martini, una persona con cui eri molto legato, una persona che ha segnato la tua crescita agonistica, sportiva e umana. Sì, Alfredo ha fatto crescere tante persone. Credo che ogni ciclista, ogni campione che ha avuto a che fare con Alfredo abbia dentro di sé qualcosa di particolare. Alfredo è una persona straordinaria, con un'intelligenza incredibile, con una sensibilità che gli permetteva di avere un dialogo diretto e costruttivo con tutti, per cui aver la fortuna di averci lavorato, averlo conosciuto, credo sia una fortuna personale. Essere premiato oggi per me è un motivo di grandissimo orgoglio da parte personale. Ringrazio infatti tutta la famiglia, le figlie che hanno permesso e il centro della Castellina che hanno permesso di ricevere questo premio, e credo che andrà a finire tra i trofei più prestigiosi della mia carriera. Anche un momento toccante quando le figlie di Alfredo ti hanno letto quelle 2 righe che Alfredo aveva scritto e aveva dedicato a te, davvero un uomo con un cuore grande e infinito. Sì, ripeto, è stato un momento emozionante. Alfredo era straordinario nel riuscire a carpire il momento difficile o teso, complicato per ognuno di noi, e aveva la parola giusta per schiarirti le idee, e per cui un rapporto di sincera amicizia con un uomo di un'esperienza straordinaria, non soltanto sportiva, che potrebbe essere per alcuni casi anche limitante, un uomo di una cultura enorme che ha forse
costruito e ricostruito insieme ai suoi coetanei questo paese, e per cui dai momenti eroici dell'inizio della sua attività a quello che ci ha trasferito nel ciclismo moderno. È stato in grado di trasferire a tutti noi qualcosa di importante, e ognuno di noi credo che si porti dentro di sé parte di quello che sono stati i suoi insegnamenti. Davide Cassani quest'oggi a celebrare i risultati del ciclismo nazionale e a ricordare Alfredo Martini e Franco Ballerini. Una giornata di ciclismo, di spiritualità, di preghiera alla Castellina, ormai il centro di ritrovo per i ciclisti, il centro spirituale del ciclismo. È stata una cosa molto bella perché per la prima volta ho ricevuto un premio in una chiesa, tra l'altro un premio nel nome di Franco Ballerini, che è stato un campione, è stato un grande vincente commissario tecnico, ma soprattutto una persona, un uomo straordinario. E quindi sono ben onorato di aver ricevuto questo premio, e la cosa bella è che l'ho ricevuto in chiesa, e quindi un premio che ti dà la possibilità di pensare alla motivazione e soprattutto ti fa guardare avanti. Franco Ballerini, Alfredo Martini sono sicuramente coloro a cui tu ti ispiri per fare il lavoro che stai portando avanti. Alfredo Martini diceva sempre, lui ha guidato la nazionale nei momenti in cui l'Italia aveva grandi campioni, che a maggio tutti volevano fare capitani, a luglio qualcuno iniziava a dire tirarsi indietro, e a settembre, ottobre tutti lavoravano per un uomo solo. Questo è lo spirito giusto. Sì, io vorrei avere quei campioni. Purtroppo adesso il ciclismo italiano, soprattutto per le classiche, per le corse di un giorno, ha qualche problema. Non riusciamo a vincere classiche da 5 anni. E abbiamo giovani e speriamo che questi possano crescere nel migliore dei modi per dare la possibilità all'Italia di tornare a vincere un campionato del mondo. Però lo spirito è sempre quello, c'è la voglia di indossare la maglia azzurra, di onorare la maglia azzurra, e anche quest'anno non abbiamo ottenuto il risultato, però la squadra è stata unita, è stata forte, coesa, ed è stato un piacere guidare questi ragazzi al Mondiale. Quest'oggi era premiata anche una ragazza, Martina Alzini, che ha ottenuto ottimi risultati su strada e su pista. Il ciclismo femminile sta rinascendo anche puntando su una politecnicità del ciclismo, non solo strada, non solo corse in linea, ma anche gara su pista, ma anche ciclocross, tutti obiettivi che anche il ciclismo maschile può seguire, specialmente nel settore giovanile. Noi siamo ancora un po' troppo ancorati al reclutamento dei giovani solamente con le corse su strada, e dobbiamo cambiare, copiare un po' quello che hanno fatto e stanno facendo Australia, Gran Bretagna e non solo, tramite la pista, tramite la mountain bike, reclutare bambini, quindi avere un movimento più in salute, ma soprattutto poi trovare ragazzi che possono diventare campioni anche su strada. E quindi noi cerchiamo di fare questo. Per quanto riguarda il movimento femminile, sono anni che portano medaglie, non sono tantissime le ragazze, ma sono davvero brave, e quindi ben venga la crescita di questo movimento, anche perché mi sembra che corse ne stanno nascendo sempre di più anche in Italia. Un'ultima parola per un ragazzo che quest'anno ha infiammato il pubblico in tutto il mondo. Lui viene dalla mountain bike, dal ciclocross, Fabio Aru. È stata non una sorpresa, ma una conferma, perché sapevamo che era fortissimo. È riuscito a far terzo al Giro d'Italia, ha vinto la Vuelta, vincendo tappe sia al Giro che alla Vuelta, ed ha indossato anche la maglia azzurra al campionato del mondo. Un ragazzo serio, un ragazzo che sa dove vuole arrivare, è un lavoratore, e sono convinto che possa crescere e possa un giorno vincere una grande corsa a tappe. Sara Biagiotti, sindaco di Sesto Fiorentino, la città di Alfredo Martini, la città del ciclismo, la città della Castellina. Sì, a Sesto Fiorentino è nato, cresciuto Alfredo Martini. Per noi è un grande personaggio che ha dato tanto alla storia del ciclismo italiano e al ciclismo mondiale. Qui alla Castellina, al centro del ciclismo, al centro spirituale del ciclismo, oggi c'è stata questa bella iniziativa con questa premiazione di tanti campioni nel ricordo di Alfredo Martini. Noi vorremmo davvero
che questo diventasse il centro di eccellenza del ciclismo italiano e il Comune di Sesto si impegnerà in questo. Alfredo Martini è un cittadino di Sesto, è stato un cittadino di Sesto e la sua famiglia è radicata a Sesto Fiorentino, e per noi, per il Comune, dare questo segnale di grande attenzione a un mondo che avvicina così tanto le persone e i giovani è molto importante per tutto il nostro territorio, per la città e per tutta la Toscana, che da sempre è una regione che è tanto appassionata al mondo del ciclismo. Padre Raffaele Duranti, la Castellina accoglie ancora una volta i campioni del ciclismo, i campioni del grande ciclismo italiano, il passato, il presente e il futuro di questo sport nella passione e in un motto: coraggio e avanti. Sì, questa è sempre stata un po' la caratteristica che ci ha contraddistinto da quando il nostro amato Padre Agostino ci propose questo premio e gli dette questo titolo, che inizialmente sembrava una cosa un po' fuori dalla realtà, e invece poi è stata veramente una scuola di vita, no? L'idea del coraggio e avanti, della necessità dell'uomo di ritrovare la speranza, e questo messaggio di augurio che sempre arriva da questo luogo nel quale noi cerchiamo appunto di portare avanti questi valori. Quest'anno un ricordo particolare di Alfredo Martini. Sì, non poteva mancare questo ricordo, perché con noi Alfredo aveva un rapporto tutto particolare, non solo perché era vicino, sono pochi chilometri che lo separano dalla sua casa, ma perché veramente ha sempre visto e ci ha sempre incoraggiati a portare avanti questo centro che lui ha fortemente voluto anche di fronte alla federazione, di cui ne era seriamente orgoglioso. Carlo Ciattini, vescovo di Piombino, responsabile sport, cultura per quanto riguarda la regione toscana. Il ciclismo come attività fisica, come pedalare nel silenzio, assorti nei propri pensieri, ha qualcosa in comune con la preghiera? Certamente, prima di tutto è una realtà popolare, come hanno bellamente detto prima, non c'è da pagare biglietto, coinvolge, crea relazione e intimità con gli altri. Il ciclismo, mentre sta con gli altri, vive anche una sorta di solitudine, tra virgolette, e si immerge continuamente in una natura, ma anche in una continua meditazione. Il pedalare, il vedere panorami nuovi, il farsi compagni di altri sullo stesso percorso, crea veramente un'intimità con noi stessi e con gli altri, e quando l'intimità è forte con noi stessi e con gli altri è sempre un dono di Dio, perché è un incontrare noi stessi, un incontrare gli altri, e questo non è possibile se non c'è Dio come causa di questo incontro. Senza il Signore noi rimaniamo estranei a noi stessi e diveniamo estranei anche agli altri. È il Signore proprio che diviene per noi un po' via per tutto questo. E il ciclismo veramente, con le sue caratteristiche, è uno sport, una disciplina che veramente aiuta a ritrovarci noi e a ritrovare anche gli altri. Giacinto Gelli, coraggio e avanti, un altro anno è passato, un altro anno di grande ciclismo, e siamo qui alla Castellina per celebrare coloro che hanno segnato la stagione 2014. Una grande stagione per il ciclismo italiano, i giovani come Fabio Aro, a cui avete proprio consegnerete il premio Coraggio Avanti, e poi il grande successo di Vincenzo Nibali, avete voluto premiare il suo preparatore. Insomma, un grande 2014, e questa è la degna conclusione, una degna celebrazione. Sì, il nostro premio Coraggio Avanti vuole premiare proprio i giovani. È il clou, il miglior neoprofessionista dei primi 2 anni, quindi non poteva essere quest'anno che Aru, perché è stato veramente fantastico, e di conseguenza anche per il premio Ammiraglio d'Oro il suo preparatore atletico nonché direttore sportivo Paolo Slongo, perché hanno fatto un'annata fantastica. Un premio che volge ai giovani, un premio che da qualche anno ha anche una sezione Under 23, in questa sezione abbiamo la grande affermazione di Martinelli. Sì, vogliamo anche continuare queste premiazioni a questi ragazzi più giovani che sono meno visibili dalle televisioni, perché veramente si meritano questo, perché ragazzi come Martinelli dell'Under 23, che è un campione sia su strada sia cronoman, campioni come lo Juniores Affini e lo stesso diciamo Iannelli, il nostro premiato regionale,
e anche la Juniores Alsini, Martina Alsini, che è una pistarde, va su strada, cioè si danno veramente tanto da fare, fanno tanti sacrifici, perché per arrivare a questi livelli in gioventù c'è da fare tanti sacrifici, non la vita di un semplice dei ragazzi di oggi, ecco, quindi hanno già determinate regole da seguire. Sicuramente come mi diceva il nuovo premiato durante una conversazione telefonica, Mario Cipollini, mi diceva che il ciclismo è una religione e questo i giovani lo devono capire. A questi giovani non consegnate solo un premio, ma insegnate anche cosa vuol dire coraggio avanti. Lo insegnate con questa cerimonia, voi gli trasmettete le parole coraggio avanti. Sì, coraggio avanti sono state le parole che diceva sempre il nostro padre Agostino Bartolini, che è fondatore di questo movimento, è colui che ha voluto istituire questo ritrovo e questo premio, quindi è proprio una parola coraggio avanti. Anche il corridore stesso nelle difficoltà, magari nella salita, quando è un po' in crisi, le stesse parole coraggio, ecco, dà forza per andare sempre avanti, quindi anche i giovani già da questa parola rimane molto impressa a loro anche negli anni passati. Ciclismo è una meditazione, la preghiera è una meditazione, hanno tanti punti in comune. Sì, perché c'è da seguire delle regole. C'è da seguire delle regole sia nella preparazione nell'atletica e sia nella preparazione spirituale, quindi come diceva Mario Cipollini, è proprio il ciclismo è diventato una religione, perché c'è da seguire le regole, altrimenti non vai avanti. Il centro spirituale del ciclismo quest'anno ha perso un grande amico, Alfredo Martini, e quest'anno questo ritrovo è dedicato a lui. Sì, Alfredo Martini era uno dei nostri, era un carissimo amico di padre Agostino Bartolini, un uomo carismatico come in tutti e due uomini carismatici, uno per lo sportivi e uno per i religiosi. E quindi insieme alla famiglia abbiamo voluto dedicare questa giornata ad Alfredo e istituire un nuovo premio intitolato a lui, e lo chiamiamo Azzurri d'Italia al miglior azzurro nei tempi, e quest'anno la famiglia in primis ha scelto Mario Cipollini.